L'ennesimo fatto di cronaca nera ci porta a fare un pensiero molto profondo. Probabilmente in Italia non siamo ancora pronti e ben disposti a capire qual è il giusto inserimento del cane in una relazione familiare. Il cane è un animale che vive all'interno di un branco, ha l'esigenza di stabilire con il branco delle relazioni a livello gerarchico. È importante che il cane abbia un ruolo all'interno del nucleo familiare. Non perché ho un giardino o allora ho la possibilità e la pazienza di tenere un cane, anche perché non è detto che il cane abbia necessariamente solo bisogno di uno spazio esterno. L'incidente, l'ultimo incidente di cronaca purtroppo che vede protagonista un dogo argentino ci fa riflettere attentamente su questo aspetto. La difficoltà che c'è di capire che certe razze hanno delle caratteristiche particolari, che certi cani hanno l'esigenza di vivere la vita sociale, di uscire, non stare sempre all'interno di un giardino, avere la possibilità di scaricare, altrimenti tutto quello che il cane può reprimere può uscire fuori come una bomba da un momento all'altro. Questo episodio può avere tante sfaccettature, possono essere successe molteplici cose. Dobbiamo capire ora qual è il problema. Non mi sento di biasimare particolarmente i genitori, anche perché in buona fede credo che loro abbiano gestito la situazione. Può essere successo un incidente, può essere successo che la mamma a seguito dell'aggressione del dogo argentino si è spaventata particolarmente, ha preso il bimbo di corsa e l'ha spostato davanti al cane facendolo sembrare come una preda. Il cane è un predatore, in seguito a tutto ciò che è in fuga